nel senso che mi aspettavo molto di più una storia centrata su Patrizia, unica minatrice, il taglio tradizionale del documentario e così via. Mentre invece qui il documentario è sulla miniera, su questa cosa totalmente strana che diventa di volta in volta il ventre della balena, la madre rassicurante, no, il non ci va, un'officina ultraavveniristica tipo quella di Metropolis, cioè ci sono tantissime cose, tantissimo cinema dentro, tantissimi riferimenti e quindi mi suona molto strano l'opera prima di una giovane regista che non c'entra niente con la Sardegna, non c'entra niente con le miniere, sceglie di fare un documentario, di dargli questo taglio, insomma mi sembra veramente curioso, ecco. Grazie a te, grazie a voi. Diciamo, rispetto alla scelta del soggetto, quando io ho conosciuto Patrizia e poi attraverso Patrizia ho conosciuto la miniera, ho capito immediatamente che avevo a che fare con un mondo, visto che la miniera era in chiusura, con un mondo secolare che sarebbe scomparso per sempre. E dal punto di vista prettamente registico era per me un grandissimo privilegio girare in questo modo in un posto in cui pochissimi hanno accesso ed era dal punto di vista del documentaristico una responsabilità che volevo assumermi di raccontare questo mondo prima che finisse e che chiudesse per sempre. Quindi quando sono entrata in miniera per la prima volta ho capito immediatamente che stava iniziando un'avventura, un viaggio e che in qualche modo quella storia mi stava chiamando ed era quella che volevo raccontare. Per quanto riguarda il taglio è come hai detto tu, nel senso che il film, fin dalle primissime fasi di scrittura, ha visto Patrizia come protagonista, ma come in quanto guida in questo mondo. Per me il film è sempre stato un film appunto sulla miniera e su questo mondo e Patrizia era il Virgilio in questo inferno così particolare. Non volevo fare una storia di genere, nel senso non volevo raccontare Patrizia soltanto dal punto di vista femminile, perché eticamente io sono scesa giù e ho capito che quando lei indossa la miniera smette di essere soltanto una donna e diventa prima di tutto una minatrice. E quindi la questione mineraria è diventata improvvisamente più forte per me della questione di genere, che poi lei porti con sé la sua femminilità, il suo mondo e il suo sguardo femminile, raccontato tra l'altro appunto da una regista donna. Mi sembrava che, come dire, che fossero già presenti nel film. In più, per come io l'ho vissuta, la miniera ha un aspetto femminile, appunto la sensazione è quello di, io non me lo ricordo e forse nessuno di noi se lo ricorda, però la sensazione è quella di essere in un ventre animale, o comunque la miniera ha un aspetto femminile, nonostante appunto sia per tradizione invece lavorativamente un mondo prettamente maschile. Sapevo di fare delle scelte rischiose, radicali, affrontando appunto un documentario in maniera non classica, non narrativa, e un po' sono dei rischi che mi sono voluta assumere, un po' perché amo un certo tipo di documentario, diciamo di questo tipo,
e un po' perché quello che ho imparato a conoscere di Patrizia e di tutti i minatori di quel mondo mi hanno spinto a raccontare questa storia in questo modo. Io ho sempre dichiarato e ho tentato fino alla fine di fare in modo che questo non fosse soltanto un film. Non volevo un film sui minatori, volevo un film con i minatori, e questa cosa in qualche modo sono riuscita ad ottenerla, e soprattutto non volevo un film in cui la gente non si sentisse coinvolta. Volevo che per un'ora, anche faticando, anche attraverso i silenzi, anche attraverso forse, non dico la noia, però la sofferenza, le inquadrature lunghe, la gente potesse vivere quello che Patrizia e gli altri 150 minatori vivono da 30 anni, che è la fatica, l'orgoglio, la dignità di stare giù, la lentezza, la prossimità con la morte. Volevo che queste cose arrivassero direttamente allo spettatore. L'unico modo era appunto quello di trasformare un documentario in un'esperienza visiva, sonora e anche in qualche modo narrativa. Cioè, rispetto a quello che ho chiesto io, c'è riuscita pienamente, sicuramente. E volevo fare una domanda a Patrizia, già che io volevo fare un appunto prima su ciò che ha detto Valentina. Forse non avrei fatto il film se fosse stata una storia solo su di me, perché comunque io una volta che sono lì sono con loro e sono una di loro. Per me non c'è differenza, si lavora in squadra, quindi i colleghi è come se fossero delle mie colleghe, non c'è nessuna differenza. Sì, questo, come dire, si nota anche dal fatto che quando siete in squadra te sparisci, cioè nel senso siete una squadra, non si vede più Patrizia, l'unica donna in mezzo a tutti gli altri. Io concordo con la linea, cioè non vorrei essere sembrata polemica quindi assolutamente. Però c'è anche un altro aspetto particolare che mi ha colpito, è questo che ti volevo chiedere, che a un certo punto, ora non mi ricordo a che punto del film, però ci sono dei momenti in cui tutto questo ambiente sembra quasi, come dire, rassicurante, riposante, probabilmente uno lascia, non lo so, si sente a casa sua comunque perché ci lavora tutto il giorno, non lo so. Cioè, io non soffro di claustrofobia, ma sono convinta che 500 metri sottoterra non vedrei l'ora di uscire, mentre invece ci sono appunto dei momenti nel film in cui sembra che questa cosa che vi avvolge, dentro cui siete, in qualche modo sia appunto anche non vista come nemica, non visto come, ma proprio così, un elemento naturale, ecco. Vorrei capire come ti senti quando sei laggiù, se a volte può essere anche così, che mi sembra un paradosso. No, è sempre così, nel senso che io quando scendo, per me è diventata una cosa, cioè, normale, quello è il mio mondo, è il mio lavoro che amo tantissimo, chiaramente, se non l'avrei fatto. Ho studiato per poter fare questo lavoro. Ed è proprio così, perché poi comunque all'interno si trovano dei colleghi con cui scherzare, con cui parlare anche di problemi familiari, quindi si è creato anche con certi colleghi un rapporto di amicizia ed è veramente così. È chiaro che se c'è un problema come legato a quello dell'occupazione si discute anche di queste cose, però è una cosa molto naturale. In questo film non c'è niente di costruito, i dialoghi sono dialoghi che sono nostri, non c'è niente di costruito. Io volevo chiedere a Patrizia
qual era il sentimento nei primi giorni di lavoro in miniera, qual è il sentimento oggi e a Valentina che sentimenti ha percepito provati da loro e provati da lei. Allora, io in miniera ci lavoro da quasi 27 anni, quindi chiaramente appena sono entrata c'era la timidezza, c'era la diffidenza nei colleghi chiaramente, che diciamo che percepivo da parte loro una certa gelosia, cioè gelosia nel senso paura di prendere il loro posto e quindi di impartirgli anche dei compiti, perché comunque io sono un perito minerario. Quando io sono stata assunta ho fatto un concorso, c'è stato questo concorso per 6 donne periti minerari e chiaramente essendo periti minerari dovevamo poi col passare del tempo andare poi a comandare degli uomini e questo loro non lo vedevano molto bene, quindi nei primi tempi eravamo anche sorvegliate, ci hanno messo alla prova, ci hanno fatto andare in delle gallerie per vedere se riuscivamo a venirne fuori, quindi all'inizio non è stato molto facile. Io poi in modo particolare avevo questa diffidenza perché era un mondo sconosciuto. Oggi per me il rapporto con i colleghi è cambiato proprio da così a così, nel senso che ci sono comunque anche dei colleghi che mi chiedono consiglio, ci sono dei colleghi che mi chiedono aiuto per verificare la presenza, d'altronde del mio lavoro, la presenza, perché io mi occupo di sicurezza ambientale, quindi vado a rilevare i gas che possono scaturire in miniera. Mi occupo di ventilazione, quindi l'aria che deve entrare in miniera affinché il personale possa lavorare in modo tranquillo. Quindi vedere me arrivare nel cantiere per loro è, diciamo, una sorta di sicurezza. I tuoi sentimenti rispetto proprio alla miniera? I miei sentimenti sono sempre stati molto belli, nonostante siano successe delle cose, però non ho cambiato idea. Io ho iniziato questo lavoro con tanto amore e continuo a farlo con tanto amore. Avevi alzato la mano? Ah no, ok. Allora, io, diciamo, il primo sentimento forte che ho provato scendendo in miniera è stato chiaramente, oltre la paura iniziale, quasi immediatamente una fascinazione estrema, perché appunto hai la percezione di essere in un mondo altro, in un mondo parallelo, in cui tutto quello a cui sei abituato fuori funziona in un altro modo. Ho dovuto combattere un pregiudizio, nel senso che dopo i primi tempi passati con loro io mi sono chiesta, chiaramente da persona esterna, com'è possibile che queste persone amino così tanto un lavoro di questo tipo, che per me allora non era un lavoro, come dire, normale. Non era normale vivere sottoterra, non era normale vivere al buio, non era normale vivere un posto di lavoro che spesso ha condotto alla morte e che ancora per malattia conduce alla morte. Quindi il mio, diciamo, percorso umano è stato quello di superare questo pregiudizio, cioè di cercare di capire che cos'era veramente questo lavoro per Patrizia e per gli altri minatori. E non è soltanto un lavoro che loro fanno per una questione economica. Sicuramente il Sulcis è una delle zone purtroppo più povere della Sardegna, sicuramente non ci sono altre
possibilità all'esterno, però io ho capito, vivendo accanto a loro per 3 anni, che c'è qualcosa di molto più grande, che è un legame fortissimo con quell'ambiente, che quella miniera l'hanno costruita loro, l'hanno costruita i genitori, i loro nonni, e che lì sotto passato, presente e futuro si uniscono e che quindi c'è tutta una vita che scorre e a cui giustamente fanno fatica a rinunciare. Ho sentito la dipendenza fisica dalla miniera, che è una cosa stranissima, nel senso che dopo 22 giorni sottoterra mi sono trovata a uscire fuori con Jacob, che faceva il direttore della fotografia, e con il fonico, e sentivamo la necessità di tornare sottoterra, e quindi ho imparato che c'è anche una sorta di mal di miniera. E poi, diciamo, la cosa più forte chiaramente è il legame con Patrizia e con tutti loro, che continua anche adesso, che continua dopo il film, e che è il grande pregio ed è la grande risorsa del documentario. Quello, appunto, quando dura così tanto, quando c'è tanto lavoro dietro, quando diventa un'esperienza di vita, chiaramente non è più solo un film, è qualcosa che ti cambia. E io sono uscita dalla miniera e ogni tanto veramente mi capita, mentre fumo al sole, di pensare che mentre io sono tranquilla a fumarmi una sigaretta davanti al mare, c'è Patrizia e ci sono altre 150 persone che vivono sottoterra. Il fatto che io ci pensi vuol dire che in qualche modo esistono per me, e poi spero che esistano per le persone che vedono dal profondo. Io volevo aggiungere una cosa a questo riguardo. Forse è una tradizione familiare, perché comunque io ho un passato di minatori a casa mia. I miei nonni tutti e due lavoravano in miniera, le mie nonne facevano le cementrici. Mio padre ha fatto 37 anni di miniera, in questa miniera ci lavoro io, mio fratello e mio nipote. E devo dire un qualcosa riguardo Valentina, che è stata... Cioè, da noi in miniera sono venuti tanti fotografi, giornalisti, però non c'è mai stato un legame con tutti coloro che sono venuti. Stranamente con Valentina c'è stato questo legame da subito. L'abbiamo fatta minatrice onoraria. Una frana, è stato per loro il mio battesimo. Avevo preso una frana. Volevo chiedere come Patrizia riesce a conciliare questo tipo di lavoro con la vita quotidiana, no? Pensando, vedendo anche le immagini, quindi le ore di lavoro, il tempo per la doccia, la fatica che uno si porta a casa, e quindi come viene condizionata la vita normale quotidiana da questo tipo di lavoro. E poi volevo capire quali sono le prospettive della miniera in questo momento. Allora, io comincio a dire che ho 2 figlie, sono divorziata, quindi sono divorziata da parecchi anni e mia figlia, la piccola, aveva 5 anni. Quindi certo per me non è stato semplice, mi alzo alle 5 del mattino ogni giorno, devo essere alle 6:30, lavoro già pronta, già cambiata, ed è stato difficile in questo senso, però devo dire che ho 2 figlie che sono autonome sin da piccole, questo mi ha aiutato tantissimo. Sono molto severa con loro, ed è difficile, certo, farsi 8, 9, 10 ore di lavoro, rientrare a casa e pensare poi a condurre la casa e stare appresso 2 figlie, perché comunque sopra le tue spalle nessuno ti aiuta.
Le prospettive della miniera. Allora, la miniera sta andando in dismissione. Noi siamo fermi, abbiamo un taglio fermo, quello che avete visto lì ormai è fermo perché marzo dell'anno scorso è stato chiuso perché c'è stato un problema al nastro trasportatore. Quindi un taglio in esercizio non può rimanere aperto se non marcia, perché va in autocombustione. E infatti è andato in autocombustione, quindi c'è stata l'esigenza di chiuderlo immediatamente. Si pensava per 2 o 3 settimane, sino a che il nastro non venisse aggiustato. Nel frattempo è passato tanto tempo, la galleria si è allagata, quindi è dovuta intervenire quella che voi avete visto nel film, che è la squadra di salvataggio. Hanno dovuto riaprire, fare un diaframma più avanti, e a tutt'oggi siamo chiusi ancora come taglio, perché il nastro è stato, diciamo, aggiustato, solo che poi è stato collaudato e si è spezzato da un'altra parte. Quindi si è presa la decisione, cioè la decisione era acquistarlo nuovo, che costa un pacco di soldi, oppure acquistarne un pezzo. Ne è stato acquistato un pezzo, però non è così semplice, perché il nastro deve andare, è andato in America, cioè è stato acquistato in Italia, è dovuto andare in America per fare dei collaudi. Sono stati fatti dei controlli all'Università di Cagliari, quindi adesso questo nastro è arrivato. Però adesso c'è un altro problema, che il nastro verrà sostituito, però un taglio che rimane fermo un anno crea problemi, nel senso che tanto bisognerà stare attenti nel riaprirlo. Quando un taglio si riapre, in miniera non ci deve essere nessuno, ci deve essere solo la squadra di salvataggio e il mio reparto come sicurezza, perché all'interno del taglio si sprigionano dei gas. Noi siamo arrivati ad avere anche il 70% di metano all'interno del taglio, quindi bisognerà con opportuni lavori stare attenti. Però c'è anche il pericolo di frana. Quindi cosa è successo? Che purtroppo, io non voglio fare polemiche, però qui c'è di mezzo la politica, che noi abbiamo avuto dei finanziamenti, cioè la regione ha avuto dei finanziamenti, solo che purtroppo non hanno rendicontato questi finanziamenti, e siamo arrivati ad avere, cioè la Comunità Europea vuole indietro circa 420 milioni di euro che la regione e lo Stato non ha. Quindi cosa è successo? Si è deciso di andare in dismissione. La Comunità Europea ha detto ok alla dismissione, però la regione non ha i soldi per poter andare avanti, quindi adesso non sappiamo di che morte dobbiamo morire. Sì, nel 2018 dovremo essere in dismissione, però poi non si sa. È evidente che per i minatori la miniera esercita un fascino. E probabilmente lo ha esercitato anche sui vostri genitori, su di voi l'ha fatto lo stesso, e forse anche sui vostri figli. Cioè vengo dalla zona delle cave e io, nonostante non abbia famiglia di cavatori, la pietra, la cava su di me esercita comunque un fascino. Mi ricordo quando andavo a scuola, capitava magari un incidente in cava e a scuola c'era insomma, non il lutto, perché io morti non ne ricordo, però insomma un po' di timore c'era sempre. E così penso che sia anche nelle miniere. Però per voi poteva essere un punto di arrivo, di lavoro questa miniera. Adesso sui vostri figli forse c'è sempre questo fascino, perché fa parte della vostra cultura, del vostro modo anche di vivere il territorio, la miniera. Però per i vostri figli probabilmente il lavoro non ci sarà.
No, mie figlie proprio non ne vogliono sentire parlare, cioè per loro molte volte mi hanno fatto la domanda se mie figlie avrebbero proseguito o perlomeno se io fossi stata d'accordo. Io come sono stati d'accordo i miei genitori, cioè come non mi hanno messo i bastoni fra le ruote i miei genitori, io non avrei messo i bastoni fra le ruote a mie figlie, ma mie figlie non hanno nessuna intenzione di seguire questa tradizione. Penso che si spezzerà qui, parte perché le miniere stanno chiudendo, non ce ne sono più. Questa è l'ultima aperta, questa che avete... Sì, è l'unica miniera in Italia di carbone. Il carbone dove era destinato esattamente? Alimentare qualche centrale di carbone oppure... Sì, noi abbiamo un contratto con l'Enel, solo che anche qui c'è sempre di mezzo un po'... Dovrebbero chiudere, no? Queste, perché sono altamente nocive. Questa è la... No, infatti che si unisce anche a quello che ha detto prima Patrizia, che chiaramente innamorata del suo lavoro vi ha raccontato una serie di cose anche tecniche per cui la miniera, il taglio non funziona. Allora, per me la grande questione è che, in qualche modo spero di rispondere alla sua domanda, è: sono 10 anni che loro estraggono carbone che non viene venduto, perché l'Enel chiaramente preferisce acquistare carbone in altre zone dove costa meno, perché il loro carbone è molto buono, ma è un carbone sporco, con zolfo, che andrebbe ripulito. Io non volevo fare un film, diciamo, prettamente politico, volevo che questa cosa, questo paradosso, cioè di queste persone che lavorano per e fanno un lavoro che in qualche modo è già passato, è già purtroppo è già finito quel mondo lì, quel lavoro lì, e anche l'occupazione è importante nel film, ma è una battaglia piccolissima rispetto alla guerra che loro combattono, che è quella di sopravvivere ogni giorno per un lavoro che purtroppo non ha un ritorno immediato. La scena finale, cioè le montagne di carbone su cui cammina Patrizia, per me raccontavano questo. Questa è una miniera che è in perdita da anni, politicamente in perdita, e la politica gioca sulla vita di 150 persone. Poi io so che Patrizia non lo dirà mai perché è talmente tanto legata al suo lavoro che questo aspetto, come dire, non è solo suo. Io l'ho visto i minatori, è come se vivessero davvero in un'altra dimensione, come se non si rendessero conto che la gente si è dimenticata di loro e che rischiano la vita per qualcosa che in qualche modo non serve più e che non gli viene offerta nessuna altra possibilità, al di là del fascino appunto della miniera e del lavoro secolare che io ho rispettato ed era uno dei motivi portanti del mio film. Però appunto per me le sorti della miniera sono segnate. Dismissione vuol dire che la miniera sta chiudendo lentamente, però è in agonia. Questa è la triste verità. Scusi, i dialoghi fra i minatori non mi sembravano molto ispirati a questo, come dire, stato di fascino, quindi di benessere in qualche maniera. Mi sembravano molto tristi, a me hanno trasmesso questa sensazione molto forte. Le loro riflessioni, tutto il contesto, cioè rimandava a un'immagine molto quasi angosciante. Io la penso come lei, nel senso che anche lì dove c'è l'accenno di una risata, che ha più a che fare con il cinismo in realtà, si parla di morti, si parla di sofferenza, si parla di malattia, si parla di tumori. Io ho tentato nel film di rispettare le due anime che ho conosciuto giù, perché c'è questo dualismo stranissimo, cioè i minatori, almeno quelli che io ho conosciuto, loro amano veramente quel posto e l'ho capito dopo 3 anni perché. Dopodiché non si può negare
come dice lei, che appunto è un posto difficile, è un posto ostile, è un lavoro faticoso, non è la stessa cosa che lavorare in una fabbrica alla luce del sole, per quanto i lavori siano comunque faticosi sempre, certi tipi di lavori. Quindi anche per me, e il film secondo me va in questa direzione, che è quella di una, non angosciante, però di una tristezza e di una malinconia che hanno tutti i posti che in qualche modo stanno morendo. In più, veramente per loro è un mondo e lì trascorrono gran parte della loro vita, no? Patrizia esce fuori ed è stanchissima e tantissimi minatori mi hanno detto passiamo più tempo giù che a casa con le nostre famiglie. Quindi io volevo raccontare anche questo, no? C'è la risata lì sotto, ridono, scherzano perché c'è una vita che passa in quella miniera, però chiaramente la tristezza, non rispetto al lavoro che fanno, rispetto alle sorti della miniera, io credo che ci sia e che sia evidente, e la linea del film, diciamo, andava in questa direzione, anche il titolo, Dal profondo, al di là appunto della preghiera finale, però il De Profundis è una preghiera dei morti, e non perché loro lo siano, per me era quasi il contrario, no? Ci sono, cioè, abitualmente pensiamo che quando si muore si finisce sottoterra, invece ci sono persone vive che passano la loro esistenza sottoterra. Il tentativo piccolissimo del film era di accendere una piccola luce su queste vite al buio, però sono d'accordo con lei, era in quella direzione. La scena con le pale eoliche ha un significato? Allora, la scena con le pale eoliche l'abbiamo messa volutamente perché raccontava questo paradosso. Cioè, io chiaramente stando con loro tantissimo tempo li seguivo sotto e poi quando uscivano fuori, e quando escono fuori loro, quello è veramente l'esterno della miniera, cioè è la soggettiva, è quello che loro vedono quando escono fuori dalla miniera e si fumano una sigaretta, cioè escono dopo 12 ore di lavoro sottoterra e fuori ci sono le pale eoliche, cioè c'è il futuro, poi che uno sia d'accordo o no con l'eolico, però il futuro è già lì in qualche modo, quindi mi sembrava importante raccontare sia quello che veramente vedono quando risalgono, e sia questo paradosso che mentre si lotta per tenere aperta una miniera di carbone, fuori il mondo è già cambiato. Il paradosso è che le pale eoliche sono dell'Enel e sono proprio al confine del nostro territorio. I turni sono 12 ore di lavoro? I turni normalmente sono di 8 ore, però capita quando ci sono dei problemi che io ad esempio esco da casa alle 6, adesso rientro prima perché comunque non c'è attività vera e propria, però mi è capitato di rientrare alle 4, alle 5, alle 6 del pomeriggio, dipende dal lavoro che c'è. Normalmente sono di 8 ore a ciclo continuo, cioè senza pause? Senza pause, sì, sono 3 turni, adesso si fanno i 3 turni, però c'è stato un periodo in cui si facevano 4 turni, 7 giorni su 7. Un'ultima domanda. Sì, ho sentito parlare del parco minerario e so che sicuramente interessa anche il contesto in cui si svolge il film. E ho sentito parlare anche di, come dire, uno sviluppo di attività collegate al turismo, alle visite di questi contesti e anche addirittura in certi casi al ripristino anche delle strutture che costituivano sedi di uffici, magazzini eccetera, per avere un'altra destinazione con finalità turistiche.
Quindi immaginavo che queste dismissioni potessero aprire anche una via per un altro tipo di impiego appunto delle persone, e quindi pensare così ad uno sviluppo diverso del territorio, cioè dell'attività economica delle persone che vivono in questo territorio. Ritorniamo al discorso di prima, non c'è volontà politica. Nel nostro territorio si sono aperte diverse fabbriche che venivano, poi i proprietari erano del nord, si sono intascati i soldi e sono scappati. È il solito discorso che si fa. Noi non facciamo parte del parco geominerario. Nel parco geominerario in pratica ci sono tutte le miniere metallifere dove ormai non c'è più attività. Noi, siccome siamo una società che è ancora in attività, non facciamo parte di quel parco. E invece per quanto riguarda me c'è in previsione un cortometraggio di finzione in pellicola, perché sono anticiclica e anacronistica, e quindi adesso che la pellicola non esiste più in Italia io decido di girare un corto in pellicola, no, perché l'ho vinta però ad un concorso, quindi va usata. No, però mi interessava appunto girare una piccola cosa in pellicola, e poi ci sono in programmazione, diciamo, due documentari, due storie molto, molto diverse. Di una non riesco ancora a parlare, ma perché appunto siamo nella fase di ricerca, dell'altra si spera che sia dal profondo ribaltato verso l'alto. Un po' più del mare, un po' più in alto, però non si sa ancora. Diciamo che però si spera, perché la cosa più difficile in Italia è appunto ricominciare e fare documentario. Quindi non è un caso che i minatori in certi momenti sembrassero degli astronauti? No. Vabbè. Prima, insomma, si è capito che i minatori di oggi sono coscienti che sono gli ultimi, non ci saranno nuove generazioni. Però è anche chiaro, insomma, chi conosce un po' anche la politica in Sardegna, la politica industriale in Sardegna, che questo tipo di società, di imprese sono sempre state un serbatoio di conti. È evidente, insomma, che perlomeno lei ha chiaro che che la politica ci ha sempre mangiato su tantissimo su queste cose qui, e queste aziende sono semplicemente clientelismo molto spesso. Però io immagino i ragazzi di 30 anni di oggi, di 20 anni di oggi, hanno questo insegnamento dai propri genitori, o sono ancora oggi semplicemente, cioè ancora loro stanno aspettando un miraggio di una fabbrica al quale dare un voto, oppure sono consci di questo? Cioè cosa pensano i ventenni, i trentenni di oggi, che sono quelli che non hanno lavoro oggi, della politica che gli ha sempre affamato, che gli ha regalato sempre un tozzo di pane e poi gli ha levato il pane per tutto il resto della vita? Allora, il mio parere è che i ragazzi di oggi sono meno, cioè sono consapevoli che se non hai il padrino non entri da nessuna parte. Perché io tutti i ragazzi del Sulcis che ho conosciuto non vedono l'ora di scapparsene via. Allora, io parlo di mio nipote, che è quello che fa il dialogo con me nel film. Lui si è diplomato ed è partito, il mese dopo che si è diplomato, è partito a Belluno. Lavorava in una fabbrica a Belluno. E poi io gli ho detto, dal momento che c'è stato il concorso da noi, gli ho detto fai il concorso. Dovevano assumere 80 ragazzi, quindi gli ho detto 80. Lui non è che si è licenziato da Belluno, è venuto per ben 3-4 volte a fare il concorso. Alla fine non voleva neanche più venire perché ha detto tanto non ci riesco.
Invece poi è stato assunto, ne sono stati assunti 80. Io devo dire che l'azienda è stata anche molto fortunata da questo punto di vista, perché ha trovato dei ragazzi, la maggior parte di questi ragazzi in gamba. Voi avete visto anche i volti, cioè sembrano ragazzini proprio. Ad esempio mio nipote era il più giovane, perché quando è entrato aveva 20 anni. Però con tanta voglia di lavorare. Io credo che comunque si adagino anche, preferisco rimanere qui con 1200 euro, cioè qui da noi in Sardegna, con 1200 euro, piuttosto che andare nel settentrione e guadagnare 1500 euro, 1800 euro, perché poi comunque si devono pagare la casa, devono pagarsi il mangiare, alla fine poi dello stipendio non rimane niente. Perché mio nipote quando lavorava a Belluno gli toglievano una parte dello stipendio perché l'azienda metteva a disposizione la casa, quindi gli toglievano già 200 o 300 euro dal suo stipendio. Però come si dice, i ragazzi del Sulcis, i ragazzi della Salerno non vedono l'ora di andarsene, però vanno e tornano, perché io conosco molti ragazzi di Iglesias che sono partiti in Inghilterra, poi pare che ci sia il boom di Londra, dell'Inghilterra, tornano, dopo un po' tornano, perché lì comunque io ho sentito anche figli di colleghi che non vivono, cioè lavorano e basta, quindi ad un certo punto i genitori sono costretti poi a mandare pacchi di roba da mangiare, quindi a questo punto non so cosa convenga a rimanere lì. Sì, ma buona parte di tutti i ragazzi che sono qua sono gente come quei ragazzi lì che sono partiti e non vedono l'ora mai di tornare, parlo pure per me, tornare in Sardegna. Beh, noi sardi comunque ce l'abbiamo questo. Cioè, questa cosa qua la conosciamo tutti. Qualsiasi sardo che parte vuole tornare molto spesso. Cioè mio padre quando è emigrato alla fine è tornato. Mio padre ha lavorato 10 anni a Ottana, e poi è dovuto partire fuori e poi è tornato in Sardegna. E così tanti altri. Però mi dicono, cioè, io dico, l'analisi politica, del fatto che sono stati presi in giro per anni, la gente del territorio, nel Sulcis, a Ottana e in tanti altri posti. Cioè cosa dicono i trentenni che vivono lì oggi? Cioè, le sue figlie cosa dicono? Cosa votano? Cioè cosa fanno? Votano? Non vanno a votare. O non vanno a votare? Io ne ho una che non può ancora votare, è piccola, quindi la grande, devo dire la sincera verità, che chiede a me cosa votare. Però io sono talmente sfiduciata di questa politica come sono sfiduciata del sindacato. Io non credo più, ad esempio, nel sindacato, perché non esiste più, perché il sindacato è corrotto, è peggio della politica. Ho i miei dubbi su questo. Beh, le esperienze che ho avuto io sono queste. Non dico che saranno tutti uguali, ma il sindacato è quello che esisteva forse 50 anni fa, non quello che esiste oggi. È un mio parere personale, chiaramente. Perché le dico solo che nella nostra azienda tutti coloro che sono entrati nel sindacato, che non erano niente, sono diventati capiservizio o hanno posti di prestigio alle spalle di chi lavora 8 o 9 ore all'interno. Poi ripeto, non è... io sono un po' rivoluzionaria da questo punto di vista, non faccio di tutta l'erba un fascio, quelli che ho conosciuto io sono così. Sono molto schietta, mi dispiace. No, ma non è E nessuno farà...
cambiare idea. Ci sono altre domande esulanti dalla politica, visto che siamo noi in TV ma in una sala cinematografica, e rivendico di buono il ruolo della sala cinematografica, grazie. Ci sono altre domande per Valentino o Patrizia? Documentaristi presenti in sala che hanno... Cioè, il documentario porta sempre con sé un po' di questioni politiche, un po' inevitabile. No? Questo è evidente, si fanno anche documentari e film di un certo taglio invece che di un altro, questo come sempre si sa, assolutamente, o tutti sapete, quindi va bene. Volevo evitare elaboro quello che stavo... No, certo, è chiaro che poi la discussione, se prende la piega solamente sul lato politico, non si parla più di cinema, e del resto, se si parla solo di cinema, non si toglie anche valore al lavoro che ha fatto. La Valentina non ha certo fatto un pamphlet politico facendo questo film, è un film anche una magia, no? Che è riuscita a fare delle riprese, è proprio cinema all'interno di cinema, nel senso di, almeno quello che mi ha colpito, no? Questi movimenti di macchina a 500 metri sottoterra, c'è un'estetica molto curata, sia nel suono che nella fotografia, tipo di riprese. Infatti sì, insomma, delle perplessità un po' me le ha lasciate come tipo di operazione, perché non so, io per esempio ho un po' studiato in gioventù l'opera di Joris Ivens, che è un documentarista che appunto ha lavorato in situazioni di quel genere lì, ha filmato nelle miniere della Russia, dell'Unione Sovietica post-rivoluzionaria, e le domande che quando presentava i suoi lavori erano in quel periodo lì erano, ora ci si stupisce, no? Domande tecniche. All'epoca c'era voglia di sapere come si lavorava, come si produceva, quali erano i ritmi di lavoro, quanto carbone. È chiaro che appunto si sbatte oggi contro questa triste realtà che tutto quel carbone lì, per esempio, viene prodotto e poi rimane lì e non lo compra nessuno. Quindi è tutta una finzione, è una farsa. Quindi anche le persone che ci lavorano stanno lì con dei turni massacranti per fare una cosa inutile. È pazzesco, io sono sconvolto, cioè, non so che altro aggiungere, insomma. Questa è un po' la... forse cioè, il tuo film deve essere sempre accompagnato in un certo senso da un dibattito, no? Se uno lo vede da solo in casa o al cinema, e se non c'è il dibattito dopo ti chiama, ti telefona, vuole sapere. Ma diciamo, le tue perplessità sono rispetto al fatto che certi temi politici non vengano fuori? Cioè che sia un'operazione, come dire, puramente cinematografica e che non arrivi tutta la parte politica? Ma apre delle cose e è il suo bello. Incuriosisce. No, è una domanda rispetto appunto alla tua perplessità, però questa è la mia politica. Io ho volutamente, cioè è un film voluto, perché io penso che ci siano diversi modi di essere politici. Io sono altamente politicizzata nella mia vita e lo sono anche solo fisicamente quando porto il mio corpo fuori per strada,
questo film per me è politico, perché ha deciso di raccontare una storia con un punto di vista non da reportage televisivo, non da inchiesta televisiva, ma facendo cinema. È un film politico perché è un film girato da una donna, che è una cosa difficile in Italia, ancora, e non solo in Italia. È un film che, appunto, come diceva tu, aveva la volontà di sfidare le persone. Volevo far vedere delle cose e non dichiararle. Ed è politico perché parla di esistenze, cioè che appunto che ci sia l'occupazione è una piccola cosa rispetto a quello che ti ho detto prima, rispetto al fatto che questa gente passa da secoli la vita sottoterra. Però appunto è la mia politica cinematografica, o almeno era quella giusta per raccontare dal profondo in questo modo. Anche l'approccio estetico è così spinto e così radicale perché di film sulle miniere ne sono stati fatti, e che la miniera sia un posto brutto, difficile, ostile, sporco, lo sappiamo, o comunque se uno ha un minimo di interesse lo sa, che la miniera ha una sacralità interna perché è casa loro, perché è il loro mondo, perché lì sotto la gente c'è morta e quindi ha in sé una sacralità. Per me andava raccontato con questo approccio estetico così forte, come se stessi dipingendo un quadro e stessi raccontando una cattedrale. È politico questo film perché io ho tentato spudoratamente di fare un film epico. Per me Patrizia e i minatori sono degli eroi del sottosuolo, e non perché siano soltanto operai, che tutti gli operai in questo momento in Italia sono degli eroi, sono gli eroi del buio, e ho tentato di fare epica dove epica non c'è più, e quindi non è politica in senso stretto, non è forse la politica a cui siamo abituati, però è la mia. Volevo fare una considerazione proprio su questo aspetto politico, cioè io l'ho trovato molto politico, anche rispetto al discorso iniziale che hai fatto, cioè te hai detto io non volevo fare un film di genere, ma ovviamente lo sguardo è femminile. Ecco, questo secondo me è un film più di genere di quelli che a volte vogliono essere di genere, cioè quello che si vede poi, nonostante parli di un mondo arcaico che appunto è in dismissione, è quello di una società matura, dove c'è una donna che fa un lavoro che è culturalmente maschile, perfettamente integrata con i suoi colleghi. L'unica cosa forse è la sproporzione nei numeri, ovviamente, no? Perché c'è una sola donna, ma questo forse per scelta delle donne, perché inizialmente parlava di 6 donne che avevano fatto il concorso, quindi probabilmente è una scelta delle donne di non voler fare questo tipo di lavoro. Il linguaggio che avete usato, non avete parlato di un nominatore donna, avete parlato di una nominatrice. La scelta di avere un Virgilio donna, l'unica che c'era, potevi scegliere un altro suo collega, quindi lo sguardo, il taglio è di genere nel vero senso in cui dovrebbe essere in una società matura, in cui non bisogna pretendere le cose, ma semplicemente sono così. Ecco. A me è piaciuto molto questo taglio, moltissimo. Grazie mille, grazie. Ma era uno degli scopi del film, e soprattutto io volevo raccontare che ci sono donne forti, felici, orgogliose, dignitose, che fanno un lavoro e che non hanno bisogno di dimostrare di essere donne per dimostrare di essere brave. Ed è anche il motivo per cui io non ho voluto raccontare l'esterno. L'esterno si sente in questo film, si sente Patrizia che parla con le figlie con un telefono, l'esterno si percepisce, però al di là del fatto che appunto la loro vita è per lo più il sottosuolo, però era rischiosissimo raccontare Patrizia all'esterno, sarei ricaduta nel solito documentario su madre separata con delle figlie,
E quella è una parte che, come dire, riguarda Patrizia, ma riguarda mia madre che non è separata, riguarda probabilmente tutte le donne che lavorano. Per me era raccontare appunto uno sguardo femminile, che è una cosa molto diversa, e sono assolutamente d'accordo che, non volendo essere un film di genere, ma finalmente, almeno nelle mie intenzioni, che racconta delle dignità delle donne, al di là delle quote rosa e delle richieste. Non è un caso, serve, perché la cultura sarda È matriarcale, sono assolutamente d'accordo. Grazie. Se non ci sono altre domande, ringraziamo Patrizia e Valentina. Grazie a voi. Grazie.